Cosa ne pensi delle flaulenze in un rapporto? Cosa sono le flautolenze? No. No. Cagare, no? No. Ah, no, io no mai. È un atto d'amore, è vero amore. E fa sempre silenzioso e dice ma le fa. Amore, senti come ti amo? Per non star mai, mi fa star mai. Ecco abituato bene. Ecco sì. abituato, mi sono abituato anche a me. Prima o poi bisogna, più poi che prima. C'è chi butta fuori l'aria dalla bocca e chi dal culo. Tu non ti perdi in chiacchiere, perdi in altro. E non sanno da rosa, Ma cosa sanno? da zolfo. Se in intimità rovina il rapporto, durante la giornata rafforza il rapporto. Mi sento a mio agio e quindi sono me stesso o me stessa. È quasi una comunicazione non verbale. Esattamente, però ci sono le emergenze. Mangi la sera prima i fagioli in potacini, insomma. Vuol dire che è un rapporto sano. E non ti dà fastidio se lei lo fa. Dipende. Si se carichi e ti espulso è tutta la camera. È meglio farle silenziose che così non si sa E niente. nessuno sa niente. E fai magara. Ma devi essere che dico, non sta a attaccare luce, perché stacca luce sopra la camera. Il vostro nido d'amore è chiudi le coperte, apri i polmoni. Anche a massa, e dopo che abbiamo un filtro in camera che aspira il metano e facciamo gas per caldaia. E se fa io accetto. Puoi starghe, dai, siamo in amore, è così. È una cosa liberatoria. Modo che per una scoresa va a marzo, sesto e buè.